Beh, diciamo che Monteverdi è uno dei presupposti, poi l'inaugurazione l'Expo per Lombardia e per Veneto significano una grande opportunità non solo economica ma anche di relazioni e di poter tessere ancora relazioni più profonde tra le due comunità. Diciamo che si va a costituire il Lombardo-Veneto, come noi diciamo sempre, quel Lombardo-Veneto che ci permette di essere ancora più forti nei confronti di Roma e più vincenti nei confronti dell'Europa. Beh, Roberto Maroni è un amico, nel senso che è un amico, è un collega governatore con il quale collaboriamo quotidianamente, per cui per me è la quasi quotidianità. Il fatto che sia qui, vabbè, ci fa assolutamente onore, anche perché presentiamo un'iniziativa per l'altro particolarissima, queste onde sussurranti, questa crociera sul Po che coinvolge Mantova, Cremona e Venezia, che sono le tre città di Monteverdi. No, io dico pancia a terra e lavorare, non guardiamo i sondaggi che sono buoni, non guardiamo nulla, dobbiamo andare dritti all'obiettivo. Quindi a tutti i miei sostenitori, i militanti, a tutti quelli che ci sostengono, lavorare come fossimo sempre sotto di un voto, in maniera tale che dobbiamo guadagnare quel voto fino in fondo. Penso che sia il sale della campagna questo, non dar nulla per scontato. Il vero nemico che abbiamo è l'astensionismo. Noi perdiamo se i cittadini non vanno a votare, per cui il mio sarà sempre un invito al voto, si vota solo domenica 31 e non esiste il ballottaggio. Noi aspettiamo l'esito ovviamente della consulta, lo aspettiamo assolutamente fiduciosi e resta il fatto che noi comunque andiamo avanti. Andare avanti significa seguire la legalità, la via della democrazia e cercando di portare avanti un risultato che sia un risultato che è quello che democraticamente in maniera consultiva i cittadini possano esprimersi. Nulla di grave, nulla di sovversivo o di rivoluzionario, semplicemente chiedere ai cittadini che opinione hanno su due temi, che sono quelli dell'autonomia e dell'indipendenza. Guardi, io vedo che i cittadini mi fermano e mi chiedono notizie sull'Italicum per dire che questo Paese è paralizzato su una legge elettorale quando i cittadini pensano a tutt'altri problemi che sono quelli più reali, che sono quelli del lavoro, che sono quelli della salute, che sono quelli di uscire da questa crisi, che sono quelli di trovare una casa, dell'occupazione giovanile. C'è qualcuno che ha fatto paralizzare il Paese sull'Italicum, già il nome porta male secondo me.